Primo trimestre molto positivo per quanto riguarda Banca Prealpi San Biagio, che chiude un bilancio molto buono 2023 e si aspetta anche un 2024 positivo. La crescita del credito la stiamo vedendo dopo aver avuto un primo trimestre leggermente negativo, anche perché le imprese che stanno arrivando a noi si sono sempre più preparate, di conseguenza le richieste del credito sono quasi totalmente deliberate. Questo significa che gli imprenditori del settore dei servizi e nel turismo sono sempre più preparati, Banca Prealpi è sempre più pronta e attenta a raccogliere le loro richieste. Questo si indica anche una capacità anche per il futuro di vedere un periodo abbastanza positivo, devo dire, pur essendoci l'incertezza di mercato. Anche lo stesso costo del denaro, che in passato era rimasto a tassi a zero per molto tempo, oggi l'imprenditore lo sta inserendo nel business plan e di conseguenza, anche pur essendoci un leggero costo del denaro rispetto al passato, le cose sono ampiamente accettate e oggi il dialogo tra Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi e le imprese locali va molto bene, come per i nostri soci hanno potuto vederlo e verificarlo recentemente all'Assemblea dei Soci. Vi voglio ricordare che Banca Prealpi San Biagio è anche attenta non solo a prestare e raccogliere denaro e a fare tutti i servizi, ma anche a sostenere le attività sociali, sportive e culturali, e anche quest'anno abbiamo messo a disposizione grandi risorse per tutto il settore associativo.